Venerdì Santo a Realmonte, oggi c'è la processione portata avanti da 100 anni più dalla Confraternita della Croce unitamente alle consorelle. A Realmonte questa Via Crucis è molto sentita, ecco, una Via Crucis chiaramente nei tempi moderni che rispetta la società che stiamo vivendo piena di dolore, piena di tribolazione, però insomma dove c'è un auspicio, ecco, che ci sia un cammino di luce e di speranza, tutti insieme per la pace. Stiamo celebrando insieme, tutti insieme, il popolo di Realmonte, la Via Crucis, e stiamo arrivando al Calvario. Per noi questo arrivo al Calvario è speranza. Ecco, Don Tonino Bello diceva che la Pasqua è la festa degli ex delusi della vita. Quindi l'augurio che ci facciamo è mettere da parte il male per scoprire la certezza che Gesù è risorto in mezzo a noi. Allora auguriamoci che la croce possa farci glorificare, possa aiutarci a riscoprire la Pasqua, la risurrezione di Gesù. La Pia Confraternita della Croce si occupa da oltre 130 anni di organizzare la Settimana Santa e in particolare il Venerdì Santo. Il momento toccante è la processione, che è accompagnata dai lamenti, ultracentenari anche loro. Si pensi che siano stati fondati prima della confraternita. È una cosa che ci evidenzia e che ci distingue a livello in tutta la Sicilia. Dicono che siamo l'unico comune che cantiamo il Passo, che sarebbe il Vangelo della Domenica delle Palme. 130 anni che la Pia Confraternita della Croce organizza i festeggiamenti della Settimana Santa, soprattutto con un particolare accento sulla passione del Signore, così rappresentata dai canti tradizionali, dei lamenti che i cantori intonano a partire dal primo venerdì di Quaresima. È il culmine della vita del paese, la Settimana Santa, si vede dalla grande partecipazione dei cittadini. E con tutti questi anni di storia, anche noi della confraternita attuale, gli attuali membri, sentiamo davvero il peso e l'importanza della storia del nostro paese e del trasmetterla anche ai più piccoli confratelli che poi ci seguiranno. Una particolarità della festa di Realmonte è la presenza di Bambieneggio, un bambino che impersona il Cristo che porta la croce, prima la Domenica delle Palme sull'asinello e poi il Venerdì Santo che porta la croce, proprio ad indicare questa purezza del Cristo che va a morire per i peccati del suo popolo. L'amore